va bene così. No, è troppo sporca, rifacciamo subito. Allora, io entro e voi dovete fare, sì, bravo, ma bravino. Ecco, proviamo, dai. Entro, bravino. Basta così, va bene. Allora, per la serie incredibile, che ci hanno... non si dice perché voi siete qua per la prima volta. Io non vi ho mai visto qua. Per la serie Playtime, lo dico io. Per la serie Playtime, che è il tempo del divertimento, vi parlerò di cosa? Provate a dirmelo adesso. No, niente, che te lo do i mestieri. Per la serie Playtime, la televisione di Stato. La televisione. Qual è il momento più bello quando si guarda la televisione? Qual è? Io seguo dei programmi... Silenzio, che lo faccio io lo spettacolo. Scusate a casa questo pubblico che vuol partecipare a tutti i costi. C'è Ligabue, uno uguale a Ligabue che applaude così. Abbiate pazienza. Voglio dirvi, state lì, state fermi. La televisione, io guardo dei programmi, i miei programmi preferiti sono i programmi di fantascienza, tipo uno che preferisco, no, il più che preferisco come programma è Ora Esatta. Perché mi ha sempre incuriosito questo orologio, che è sempre quello, triste anche perché è svizzero, così che deve sempre segnare la stessa ora. E quando arriva lui vorrebbe arrivare alle 20, belle piene. Mai! Sempre 19,58, 19,59, è lì che vuol dire 20, lo doppiano, ore 20, ta! Lo doppiano con la voce perché uno legge le 8, dice sono le 8 del mattino, esce e va a lavorare, secondo me. Poi ci sono programmini tipo le previsioni del tempo. È andato via Bernacca, l'indice di ascolto è crollato. È arrivato Bernacca, è il nostro massimo, dai, diciamoci, Bernacca è il massimo. È il massimo, no? Il colonnello Bernacca. Te le immagini Bernacca colonnello? Che entra in caserma. Attenti, Bernacca, ma non romperci le isole. Non romperci le isole. Fermo! Però è il nostro massimo, perché lui interpreta, le rende teatrali le previsioni del tempo, con fantasia. Invece l'altro, Baroni, quello con i baffetti che sembra Mazzola da vecchio. Quello che è di un ottimismo. È quello di un ottimismo, è quello che fa. Dunque, c'è stato un maremoto nelle Filippine, ha causato 20 milioni di morti, comunque qua non è arrivato, cosa ti interessa? Poi ci sono, il momento più bello quando si guarda la televisione qual è? Non è tanto un programma, è quando finisce il programma che arrivano i titoli di coda e finalmente, tu sei lì che dall'inizio che aspetti, finalmente scopri chi è il primo cameraman, il secondo cameraman, terzo elettricista, quarto addetto ai cavi. Sai che mia madre mi dice, che trasmissione c'è? Fantastico 3, chi è addetto ai cavi? Maurizio Chinichetti, non lo vedo, se non c'è il suo addetto ai cavi. Aspetta, ed è un principio, fermi, è un principio giusto, democratico, mettere il nome di chi lavora. Allora è come se noi andiamo al cinema, ci dovrebbe essere fuori del cinema il nome e cognome della cassiera. È lo stesso, è come se in un palazzo, quando vediamo quei cartelli, impresa di costruzioni ingegner Praletti, primo architetto dottor Palumbo, alla carriola Salvatore Quasimodo, i cappelli di carta sono forniti dal Corriere della Sera. È vero che è giusto. Poi c'è, fermi! Poi ci sono le presentatrici. Il telegiornale quando c'è un fatto un po' così battagliero di cronaca nera, cosa fanno? Inquadrano dei citofoni. Avete mai visto? Zoom su un citofono, ce l'hanno già finto lì che gli mettono sempre quel citofono. E poi c'è l'annunciatrice. E ce n'è una che poverina mi fa morire perché è una che, la conoscete, quella che ha quegli occhiettini. È quella che tutte le volte che ha finito di presentare non gli va mai via il video. E ha quei momenti di imbarazzo. Avete presente chi è? Quella è quella che fa così. Ora vi faccio vedere, l'avrete già vista centinaia di volte, è quella che fa così. Una volta girava una cosa a mano, era un oroscopo, poi gliel'ha messo automatico che gli è venuto un braccio così, va bene. È quella che fa così, l'avrete vista centinaia di volte, fa così.
buonasera. Domani San Biagio. Auguri Biagio. Il sole sorge alle 7 e tramonta alle 9. A tutti buonasera. Dunque domani è sempre San Biagio. Gli rifacciamo gli auguri e non è mica colpa mia se il sole sorge sempre alle 7 e tramonta alle 9. A tutti buonasera. Sì. Forse a qualcuno è sfuggito che domani è San Biagio. Gli abbiamo fatto una caterva di auguri e non è mica colpa mia se il sole sorge sempre alle 7 e tramonta alle 9. A tutti buonasera, sì, davvero, sì. C'è stata una telefonata di un teleutente che ci chiede che giorno è domani. Grazie. Anche questa lezione è finita. Questa lezione sul Preta è finita. La massima di questa settimana è Bernacca di sera, Baroni si dispera. Grazie a tutti, arrivederci, ciao.